Buongiorno notizia. Lo sport. 9.49, quindi la pagina sportiva adesso, oggi dedicata interamente al calcio, alla Lega Pro. Il Catania e Di Cecco si dicono addio, lo Monaco aspetta il sì di Lucarelli, questo è il titolo tratto dal Giornale di Sicilia. Hanno le valigie in mano anche Bergamelli e Russotto, da decidere il futuro di Pozzo e Bon. Settimane attesa la firma del nuovo allenatore. Il centrocampista Di Cecco ha collezionato 38 presenze e un gol, al momento sono sicuri di restare in rossazzurro il portiere Pisseri, il difensore marchese, Capitan Biaggianti, il cecchino Lodi, il fantasista di Grazia e l'attaccante Mazzarani. Dopo la scelta del nuovo tecnico si dovrà lavorare per l'organizzazione del ritiro precampionato che, come tradizione negli ultimi anni, inizierà a metà luglio a Torre del Grifo, con qualche puntata fuori sede per affrontare avversari validi, e per quella data l'organico dovrà essere in gran parte definito.